Cosa ne pensate di quello che è successo tra Trump e Zelensky? Se vi preoccupa? Beh, un pochino ci preoccupa sicuramente, anche perché questo presidente americano sta cambiando proprio lui le carte in tavola, secondo il nostro parere. E poi il futuro è un po' buio, incerto. Secondo lei è lontana adesso la pace in Ucraina? Ho paura di sì perché non si è comportato bene Trump. L'Ucraina è stata invasa e quindi non ha senso questo, insomma, ammettere di essere dalla parte del torto proprio no. È stato un po' scandaloso come Trump ha risposto a Zelensky, quasi mettendosi contro, in realtà cambiando del tutto la sua posizione, quindi sì, effettivamente è scandaloso come cambi da un giorno all'altro. Ecco. La pace è lontana? Direi di sì. Secondo me stiamo rischiando molto, anche perché siamo proprio vicini e di conseguenza con Zelensky che non vuole mollare la vedo dura. Secondo lei è necessario che facciano entrambi un passo indietro in questo momento? Certo, decisamente. Sì, pazzesca. La preoccupa? Sì, molto, molto veramente. Speriamo in bene, perché fra due matti non so, guarda. La pace è lontana secondo lei? Io spero di no perché poveretti, basta. È abbastanza preoccupante, anche perché la trovo un po' una presa in giro nei confronti del popolo ucraino, diciamo. Secondo lei la pace è lontana? Sì, credo di sì. Secondo lei questo scontro che c'è stato può allontanare la pace e rendere difficili le trattative? No, secondo me Trump vuole risolvere la situazione ma a modo suo.